C'era una volta l'epidemia a nord-est, oggi il coronavirus c'è ancora, ma fa meno paura e i giorni bui, in sospeso tra un passato di certezze fragili andate in frantumi e un futuro annientato dalle paure, sono finiti. Ora finalmente in fondo al tunnel si vede un barlume, una luce. Nell'area dell'Ulsotto Berica su 982 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nessuno è positivo. Però attenzione, si muore ancora di Covid. Un uomo di 81 anni di Vicenza non ce l'ha fatta. Per lui, come per tanti, per troppi, non andrà tutto bene. Ricordiamoci di questi cittadini, non sono numeri, sono persone, vite spezzate dall'epidemia del 2020. Un'epidemia che comunque, almeno per questa ondata, sperando sia l'ultima, si sta spegnendo. A Vicenza le terapie intensive si sono svuotate e anche oggi si contano 18 guariti che portano il totale a sfiorare i 1000. I dati sono dati positivi, i guariti stanno aumentando di giorno in giorno, i contagi sono praticamente a zero, le terapie intensive si sono liberate, questa è un'ottima notizia. È chiaro che non siamo ancora liberi tutti, ma ormai ci stiamo affacciando su giugno, sulla tanto attesa fase 3 in direzione dell'estate, quando la città del Palladio spera di poter tornare ad ospitare visitatori per ridare ossigeno al turismo, ai locali, alle attività produttive. Sì, è necessario naturalmente rispettare però le regole che verranno imposte, capiremo anche se potremo andare fuori regione e poi si va verso l'estate, quindi con la possibilità anche di avere un periodo di ferie estive.